Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione del mattino del nostro infofriulitv.net. Apriamo subito con la cronaca perché i NAS hanno operato all'interno di locali degli ospedali non solo del Friuli Venezia Giulia ma a livello nazionale, in particolare da noi questo è il risultato. Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, NAS, ha realizzato, di concerto con il Ministero della Salute, una campagna di controlli a livello nazionale presso i bar e servizi di ristoro ubicati all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati. Principale finalità del servizio è la tutela del cittadino che accedono a tali centri per motivi sanitari, si possa rivolgere in sicurezza ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia in relazione alla salubrità dei prodotti consumati, sia alla protezione da possibili contagi da Covid-19. Purtroppo il Friuli Venezia Giulia non è uscito esente perché i carabinieri di Udine hanno deferito al responsabile di un bar ubicato all'interno dell'ospedale di Tolmezzo, ritenuto responsabile di aver detenuto per successiva somministrazione alimenti in cattivo stato di conservazione. Sequestrati 15 kg tra pomodori e insalata conservati all'interno di un frigorifero, risultati invasi da muffe e in evidente stato di deterioramento. Lo stesso NAS ha eseguito un altro controllo in un bar dell'ospedale di Latisana e ha denunciato l'autorità giudiziaria e il legale rappresentante per aver omesso la manutenzione periodica dei dispositivi antincendio. Elevate sanzioni per la mancanza di idoneità cartellonistica recante il divieto del fumo. Le sanzioni ammontano a un totale di 1.500 euro. E ora ci trasferiamo in provincia di Trieste per un accordo tra la Guardia di Finanza del Comando Provinciale Giuliano e alcuni comuni del comprensorio carsico. Il sindaco di Muggia, Laura Marzi, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trieste, generale di brigata Michele Pallini, hanno siglato un protocollo d'intesa per migliorare l'efficacia complessiva dell'azione ispettiva in materia di fiscalità locale e concessione di prestazioni sociali agevolate, individuando in un modo più mirato eventuali evasori e finti poveri. Sulla base dell'accordo, il comune di Muggia, che rappresenta in tale contesto anche quelli di San Dordigo della Valle, Monrupino, Duino Risina e Sgonico, e la Guardia di Finanza si impegnano a realizzare possibili sinergie operative per contrastare la fruizione indebita di benefici o prestazioni agevolate mediante prestazione di dichiarazioni ISEE e di altre autodichiarazioni mendaci,
in particolare con riferimento alle agevolazioni per la fruizione dei servizi educativi e scolastici comunali, nonché sostegno a interventi di tipo socio-assistenziale. Il protocollo d'intesa ha particolare valenza, visto che la prestazione agevolata erogata alle fasce più deboli superano annualmente il numero di 1.000 tra contributi e sussidi economici, integrazioni per il pagamento diretto in case di riposo e strutture socio-sanitarie, bonus, assegni di cura, a cui si aggiungono agevolazioni ed esenzioni tariffarie, rimborsi spese per il trasporto di agevolazioni fiscali. L'accordo prevede anche degli incontri informativi e scambio di esperienze professionali tra il personale del corpo e il comune. E da Trieste ci spostiamo nel vicino confine perché, secondo il telegiornale di TV Koper Capodistria, la Slovenia è pronta ad inasprire i controlli alle frontiere con l'Italia. Il ministro degli interni sloveno Aleš Hojs, durante un question time al Parlamento di Lubiana, ha annunciato che è intenzionata a reintrodurre l'obbligatorietà del tampone negativo settimanale per tutti i transfrontalieri che arrivano dall'Italia, lavoratori o studenti che siano. E adesso andiamo a Moggio Udinese. Particolare intervento per i Vigili del Fuoco di Udine nella giornata di ieri. La sala operativa dei Vigili del Fuoco friulana ha ricevuto una richiesta per la ricerca e soccorso di 2 animali di piccola taglia che da 2 giorni si erano persi nella zona montana tra i boschi disabitati di Moggessa di qua e Moggessa di là, nel comune di Moggio Udinese, e le ricerche dei padroni avevano avuto esito negativo. La squadra SAF, Speleo Alpino Fluviale, del comando dei Vigili del Fuoco di Udine, ha raggiunto la zona impervia nella quale si erano smarriti i cagnolini e ha iniziato la ricerca degli animali che sono stati individuati, bloccati in fondo da un canalone che termina in un corso d'acqua e, visto la loro impossibilità ad uscire dal canyon, sono stati raggiunti non senza difficoltà. I Vigili del Fuoco, dopo averli recuperati, hanno iniziato il rientro verso l'abitato di Moggio Udinese, dove hanno consegnato gli animali ai loro padroni. E vi anticipiamo un servizio in merito poi a un appuntamento che ne parleremo nel corso di Linea Giorno intorno alle 16 di oggi, per quanto riguarda una bella iniziativa che si è conclusa nel fine settimana per quanto riguarda il premio Mattia Trivelli, che è organizzato dall'Eco Museo Lis Aganis. Avremo nel pomeriggio proprio saremo in diretta nel pomeriggio con il presidente dell'associazione, e allora adesso un'anteprima con la vincitrice di questa edizione. Per l'associazione che rappresento, l'Ecomuseo delle Dolomiti Friulane Lis Aganis, questo premio sta rivestendo un'importanza straordinaria per tutto il territorio, perché cerca di valorizzare un prodotto che è stato riscoperto ma che sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto tra i ristoratori che partecipano al concorso, che hanno imparato a proporlo nelle loro cucine, nei loro ristoranti, e quindi per noi questo è un successo straordinario, e per l'associazione naturalmente è una missione che si è data da tempo, il fatto di recuperare antiche sapienze per poi tramandarle alle nuove generazioni, e quale miglior opportunità di riuscire a farlo qui allo IAL, alla scuola alberghiera, e questa collaborazione che continuerà sarà per noi un motivo di orgoglio, anche perché così riusciremo a portarlo proprio nelle scuole. Il piatto che ho presentato sono dei biscotti di pitina con 2 consistenze di creme. Una è un gelato e una è una crema. La crema è una crema di formaggio con all'interno dei pezzettini di pitina fatti ripassare al forno, mentre il gelato è un gelato neutro. I biscotti sono delle frolle messe con dei pezzetti di pitina e cotte al forno. Può essere utilizzato sia come una piccola entrata che come un antipasto al quale seguiranno degli altri. Quando si costruisce un piatto, prima di cominciare ad assaggiarlo, ad annusarlo, a sentire nel profumo il sapore, si vede, quindi è la prima percezione che uno ha e quindi è la prima constatazione che fai, e da quella determina
io potrei dire un 40% del piatto. Complimenti dunque a Silva Delle Case, titolare dell'albergo Belvedere di Sequals, vincitrice del premio Trivelli 2020. Vi ricordo ancora alle 16 avremo con noi ospite in live streaming Giampaolo Bidoli, che è il presidente dell'Ecomuseo Lisa Ganis, per parlare ulteriormente non solo con lui ma anche un altro ospite collegato sempre in materia, per approfondire insomma non solo il premio Trivelli ma per dare un ulteriore slancio alla nostra cultura enogastronomica che non ha eguali, mi sia permesso di dire, nel territorio nazionale, isole comprese. E con questo chiudiamo qui la pagina informativa del mattino. Come detto, vi diamo appuntamento alle 16 con la seconda edizione. Chiaramente nel corso della giornata vi terremo aggiornati con le breaking news attraverso i nostri social per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Mandi e buon pranzo a tutti. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura.